la medaglia del Presidente della Repubblica e permettetemi di porre l'accento sull'importanza di tale riconoscimento. Poche manifestazioni a livello regionale possono fregiarsene e quest'anno è stato davvero arduo ottenerla. Voglio salutare voi studenti dell'Istituto Tecnico Industriale Giacomino Bearzi. Ringrazio chi ci ospita, il direttore dell'Istituto Bearzi, Don Filippo Gorghetto. Ben arrivato per la prima volta ospite delle nostre iniziative il dottor Andrea Dobbiani, past president del Rotary di Udine Nord, ideatore e coordinatore del progetto che si è appena concluso, di cui ci parlerà fra poco. È davvero un onore avere tra i nostri relatori la primaria azienda produttrice di abbigliamento tecnico e protezioni per gli sport dinamici come motociclismo, sci e mountain bike. Valentino Rossi forse qualcosa vi dice. Ben arrivati a Edoardo Fantin e Emanuele Ferraris dell'azienda Dainese. Vedo che vi hanno accolto bene. Quando iniziamo a progettare i meeting delle motostaffette del Friuli Venezia Giulia, è una delle prime persone che contattiamo. Ringrazio per la sua presenza il facilitatore da parecchi anni ormai, per noi una garanzia, il referente regionale per il volontariato dell'ufficio scolastico, referente della consulta provinciale degli studenti di Udine, il professore Emanuele Bertoni. Voglio salutare il tavolo che costituiscono, il tavolo dell'autorità di stamane. Saluto, permettimi Giovanni, un amico di lunga data della motostaffetta friulana, l'ex ispettore capo della Polizia Stradale, presente qui oggi in qualità di membro dell'IPA, l'Associazione Internazionale di Polizia, Giovanni Trevisan. Reduce dalla riuscitissima iniziativa di sabato scorso a Paesian di Prato, siamo davvero orgogliosi ed è per noi un privilegio avere la presenza alle nostre iniziative della Polizia Stradale del Friuli Venezia Giulia, oggi rappresentata dal dirigente e sostituto commissario Efrem Degano. Per la prima volta la nostra manifestazione si fregia del patrocinio del Comune di Udine, rappresentato dall'assessore alla sanità, assistenza sociale e rapporti con l'Università di Udine, Giovanni Barillari. Auguro una proficua mattinata a Franco Mattiussi, consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia, per noi un amico, è sempre presente e paziente. Ben arrivato Franco. Anche l'assessore regionale alle infrastrutture e territorio Graziano Pizzimenti è la prima volta che partecipa alla nostra iniziativa. Assessore, siamo desiderosi di presentare alcune proposte concrete legate alla sicurezza della strada. Benvenuto Assessore. I soci la motostaffetta friulana non frequentano con assiduità i vertici istituzionali, ma chiedo il conforto dell'amico Paolo Pinat. Ricordi Paolo, allora, quando ci congedammo dalla prima visita a Sua Eccellenza il prefetto di Udine ci informò che in uno scritto dell'allora ministro dell'interno Giorgio Napolitano l'uso di Sua Eccellenza era stato abrogato e valeva solo per i vescovi. Quindi usciti io confidai a Paolo, ci siamo giocati la prima carta male. Invece rappresenta un onore e forma un parterre de roi. Do il benvenuto al signor prefetto di Udine Angelo Fulli. Chi e che cosa fa la motostaffetta friulana? Vi invito ad assistere a questo video, il quale rappresenta la vetta agonistica raggiunta dalla nostra organizzazione. Vi anticipo solo Giro d'Italia di ciclismo, professionisti e femminile, maschile e femminile, e Monte Zoncolan 2018.